per trovare un accordo tra PD e 5 Stelle, ultimatum di Mattarella, alle 19 voglio indicazioni dai partiti, domani alle 16 via le consultazioni, intanto Zaia ribadisce la necessità del voto e difende la rottura di Salvini, troppi no per il Veneto. Tragedia stamane a Mira, 84enne finisce con l'auto nel naviglio del Brenta a Oriago, il mezzo recuperato dai vigili del fuoco, nulla da fare per l'uomo. Dopo i 15 intossicati nella Marca dopo aver mangiato sushi, un nuovo caso a Bassano del Grappa di gastroenterite virale dovuto al norovirus contenuto in un'alga. L'imprenditore di origine domenicana denuncia di essere stato accusato di furto per il colore della sua pelle del titolare di un locale, oggi lo hanno chiamato per scusarsi. Sensazionale scoperta dei ricercatori dell'Università di Padova nella lotta a ictus e infarto, una nuova frontiera che potrebbe ridurre i rischi legati a queste patologie. Ha lottato a lungo, ma sempre con il sorriso, contro la SLA che lo aveva colpito 5 anni fa e aveva raccontato la sua esperienza in un libro. Si è spento a Ponzano Mauro Benetton. Al via la settimana che vedrà alzarsi il sipario sulla mostra del cinema, misure di sicurezza e attesa per le star e i film al Lido di Venezia. L'antipasto è una mostra fotografica dei protagonisti della Biennale Cinema dal 1996 al 2004. Edizione delle Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo con la politica perché sono ore febbrili per un possibile accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle prima delle consultazioni al Quirinale in programma domani dalle 16. In questi minuti l'incontro tra Di Maio e Zingaretti, mentre la Lega anche dal Veneto ribadisce meglio le urne, solo così si può arrivare all'autonomia. Bisogna ascoltarsi a vicenda le ragioni degli uni e le ragioni degli altri e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo, perché questo fino ad ora non è avvenuto. Io credo che non ci servono due programmi contrapposti, due programmi paralleli, quel modello di contratto che non era una visione comune dell'Italia, ma ci vuole un programma condiviso e comune che dobbiamo costruire. Così parlò Zingaretti tarda mattinata romana nel giorno più convulso verso le ultime consultazioni, un accavallarsi di riunioni, incontri e contatti più o meno annunciati. Dall'altra parte il Movimento 5 Stelle con tutti i big pentastellati riuniti, da Luigi Di Maio e Roberto Fico, da Alessandro Di Battista a Davide Casaleggio, nonché Beppe Grillo. Sul piatto tra gli altri il nodo Premier, ma anche la leadership del movimento. Conte bis sì o no, punti da condividere o limare e il tutto da fare in fretta perché Mattarella è stato chiaro. Indicazioni entro le 19 prima di stilare un calendario dei prossimi giorni. Ne ha dati 5 il Quirinale ai due vecchi ex nemici e ora quasi amici. Il tempo è agli sgoccioli mentre il terzo incomodo del triangolo, la Lega, tiene sempre una porta aperta e un cellulare, quello di Salvini, mai spento. Il Veneto aspetta il Carroccio Veneto in primis, un Veneto preoccupato soprattutto per quell'autonomia che sembra allontanarsi sempre di più. Nei 10 punti per ripartire stilati dai 5 Stelle la voce specifica non manca a quanto pare, ma con una precisazione. Va completato il processo di autonomia differenziata richiesta dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, si legge nel programma, istituendo contemporaneamente i livelli essenziali di prestazione per tutte le altre regioni per garantire a tutti i cittadini gli stessi livelli di qualità dei servizi. Un'autonomia sì ma che al Veneto fa salire la rabbia, visti i tanti troppi mesi di attesa e di freno tirato. E se i sondaggi parlano di un Carroccio che avrebbe perso il 5% dopo le giravolte salviniane con una base irritata, chi più di tutti ha voluto l'autonomia difende il segretario federale nella scelta di dire basta all'esperienza giallo-verde, almeno quella vista fino ad ora. Guardi, Salvini ha fatto quello che doveva fare. Salvini ha posto una questione, noi avevamo un rapporto con questi signori che ci permette oggi, lo dico da Veneto, di dire che hanno detto di no alla TAV quando in Veneto l'unico comitato che esiste è sì alla TAV, esiste un comitato per la TAV in Veneto, ma hanno detto sempre di no alla pedemontana. Se facessimo un referendum i veneti ci dicono sì, fate la pedemontana. Hanno detto di sì all'autonomia e dopo di no all'autonomia. Vi ricordo che sono stato accusato di non avere l'autonomia perché io chiedo 23 materie. I 5 Stelle in Veneto hanno votato in Consiglio regionale la richiesta per 23 materie. Non vi parlo del prosecco del patrimonio dell'umanità e di tutte le partite che abbiamo affrontato, non ultima quella delle Olimpiadi. E a poche ore dal rush finale sulla crisi di governo abbiamo chiesto ai cittadini quali siano le aspettative per la giornata cruciale di domani. Buongiorno, ci dice cosa succede domani a Roma con questo governo, cosa fanno?
Ma io penso che faranno un nuovo accordo Salvini e Di Maio. Questo è quello che penso io. Lei lo spera o lo pensa? No, lo penso. E lo spero anche. Lo spero. Non lo so. Bisogna vedere quanto vuoi rischiare. Per me no. No, per me no. Secondo me non lo fanno. Ho dei grossi dubbi che non lo facciano. E se lo fanno dura pochissimo. Lei cosa preferirebbe? Che non lo facessero se andasse al voto. No. Ma io non sono di qua. No. Beh, è italiano però. Vota quindi. Secondo lei lo fanno o non lo fanno? No. Ovviamente da persona civile dico che bisogna andare al voto affinché tutti quanti eleggiamo le persone che più ci rappresentino, se ce ne sono. Perché non possiamo continuare così, la situazione in Italia sappiamo benissimo com'è. Quindi sicuramente vorrei andare al voto. Sicuramente per noi non cambieranno molto le cose, potrebbero peggiorare probabilmente. In sostanza non ci sono più persone di spessore a livello politico. Bisogna vedere se si mettono d'accordo, ha detto Mattarella che aspettavano fino a martedì, dopodiché deve decidere. Io non ho la palla magica. Ma lei cosa preferirebbe? Io cosa preferirei? Guardi, mi fanno tutti schifo. Parliamo adesso dei rimborsi per i risparmiatori veneti con le parole dell'assessore regionale Manuela Lanzarin, assessore regionale alla sanità e al sociale. Che sia chiaro, dice l'assessore, i controlli sono ferrei perché nemmeno €1 del fondo di solidarietà per le vittime del crack bancari vada speso in modo indebito ai fini di lucro. Il fondo è stato istituito per aiutare i cittadini più in difficoltà e più deboli tra gli 80.000 veneti coinvolti dal dissesto di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Nonostante la Regione non abbia competenze in materia bancaria né tantomeno possa prevedere forme di indennizzo ai risparmiatori truffati o danneggiati, appunto le parole dell'assessore Lanzarini in merito alle preoccupazioni levatesi in questi giorni per il business dei rimborsi attivabili con il fondo indennizzi risparmiatori. La cronaca. Incidente mortale questa mattina a Oriago di Mira, un uomo di 84 anni ha perso la vita annegando. La sua macchina stava andando sott'acqua, finestre aperte, e purtroppo era legato perché cercava di togliersi la cintura, però non riusciva. E lei il tempo di chiamare i carabinieri e i vigili, la macchina praticamente era già sotto. Tutta questione di pochi minuti? Ma neanche, questione di secondi, perché avendo i due finestrini aperti automaticamente è andata giù in un nanosecondo, ecco. Così questa mattina verso le 6 Umberto Frezza di 84 anni ha perso la vita morendo annegato a bordo della sua auto lungo il naviglio del Brenta che costeggia Piazza Mercato a Oriago di Mira. L'auto dell'anziano è caduta qui, dopodiché con la corrente è stata trasportata al di là del ponte dove poi sono intervenuti i vigili del fuoco. Nonostante l'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e il soccorso sanitario del 118, per l'84enne non c'è stato nulla da fare. A chiamare i soccorsi la dipendente di un bar che ha assistito alla scena, come racconta la sua titolare. Ha detto che si muoveva all'interno della macchina, cercava probabilmente di togliersi la cintura di sicurezza, presumo, però io personalmente non l'ho visto, mi ha raccontato appunto la ragazza che lavora qui da me che è successo questo. Alla fine i vigili del fuoco hanno recuperato l'auto, issandola con l'autogru. Dopo i 15 intossicati della zona della Castellana trevigiana, dopo aver mangiato sushi, un nuovo caso a Bassano del Grappa di gastroenterite virale dovuto al norovirus contenuto in una partita di alghe. Dopo
dopo che i casi di gastroenterite virale dovuta al nuovo virus contenuto in un'alga aumentano sempre più non solo in Europa ma anche nel Trevigiano, adesso tocca proprio a Bassano del Grappa registrare il caso di una donna che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dopo aver mangiato sushi in un noto locale in città. Si tratta sempre della stessa partita, delle pregiate alghe orientali, molto apprezzate per le loro qualità benefiche, ma che sono state allevate probabilmente in acqua inquinata, almeno questa è l'ipotesi più credibile. Sta di fatto che la bassanese giovedì scorso era andata a mangiare in un ristorante della zona verso le 20 e fin qui tutto bene. È stata soltanto la sera successiva che dopo vomito, diarrea, crampi addominali e spossatezza si è rivolta ai sanitari che hanno riscontrato così proprio il norovirus. I primi casi si erano registrati nel Trevigiano a cavallo di Ferragosto dopo il consumo in casa del sushi acquistato in un supermercato ed erano aumentati fino ad arrivare a 15 casi, 16 con questo di Bassano. Attenzione quindi a non mangiare sushi in questo periodo, poiché la partita delle alghe incriminate è stata distribuita un po' ovunque. Aperta un'inchiesta sull'incidente avvenuto ieri nel Veronese al Carnival World di Lazzise, il deragliamento del trenino del parco divertimenti che ha provocato il ferimento di 7 persone. È accaduto intorno alle 17 a Movieland. Il trenino monorotaia Back to the Backstage è precipitato da un'altezza di 2 metri. 7 persone, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti. L'area si trova all'interno del più grande parco divertimenti di Carnival World a Lazzise, in provincia di Verona. Sono stati momenti di vero terrore, il boato, le urla dei visitatori. Sul posto si sono precipitati subito i vigili del fuoco, l'elicottero del SUEM e 3 ambulanze del 118. I feriti, fortunatamente, non sono gravi. Sono stati portati all'ospedale Borgo Trento di Verona e alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata la rottura di un bullone a far sganciare ad un tratto il binario, causando così il ribaltamento di 2 carrozze. I vigili del fuoco di Bardolino sono dovuti intervenire utilizzando una piattaforma anche per portare a terra da alcuni vagoni rimasti bloccati sul binario altre 7 persone. Il trenino è una delle attrazioni più richieste dai turisti perché percorre tutto il perimetro del parco per far ammirare tutte le attrazioni da punti panoramici. Sul grave incidente è stata aperta un'inchiesta. I parchi divertimento devono avere standard di sicurezza elevati, la manutenzione è l'elemento essenziale per garantire l'incolumità dei visitatori. L'area è stata recintata per permettere i soccorsi ed evitare ai curiosi di avvicinarsi alla zona dell'incidente. Tutte le nostre attrazioni sono sicure, lo ha detto l'amministratore unico Fabio Amicabile di Movieland Caneva Aquapark, precisando che il parco oggi è regolarmente aperto e l'unica attrazione sottoposta a sequestro è il trenino monorotaia Back to the Backstage dopo il ribaltamento. C'è stata tanta paura, ma tutti sono fuori pericolo e siamo estremamente felici di questo, ha sottolineato Amicabile. Siamo imprenditori del divertimento e il nostro impegno è mirato proprio a far trascorrere ai nostri visitatori una giornata di svago. La nostra famiglia gestisce da molti anni questi parchi e la mission è di soddisfare sotto ogni punto di vista i clienti. Questa vicenda, ha concluso, ci ha colpiti profondamente. Devo dire che un evento del genere non era mai successo in tanti anni. E adesso la vicenda di un imprenditore di origine domenicana che ha denunciato di essere stato accusato di furto per il colore della sua pelle dai titolari di un locale che oggi lo hanno chiamato per scusarsi. Mi hanno chiamato poco fa, intanto si sono scusati per quello che è successo, sono disposti a pagare i soldi che dovevano darci. Subito, hanno detto che l'avrebbero fatto subito, soldi che io comunque non voglio utilizzare, che donerò a qualche associazione, a qualche onlus. Sono soldi che non mi piacciono, non li voglio. Una telefonata destinata a mettere la parola fine a quanto accaduto sabato sera al Movida di Loria. Dani Levan Concepcion, di origine domenicana, in Italia da quando aveva 9 anni, titolare della scuola di ballo Puppets Family di Treviso, sabato sera con alcune sue ballerine si trovava per uno spettacolo nel locale quando le cameriere si sono accorte che erano spariti dalle borse custodite nello spogliatoio 20 euro e 3 anelli. La problematica principale che mi ha reso furibondo è stata proprio l'indicazione subito come responsabile di questo
fattore ai confini della realtà dove avrei dovuto rubare 20 euro. Dani decide subito di collaborare mostrando il contenuto dello zaino, ma spiega questo non è stato sufficiente. Non ci ha pagato quello che era stato pattuito e ci ha comodamente mandato a casa. Sono stato accusato per il colore della mia pelle, mi sono sentito impotente, una cosa simile in tutti questi anni non mi era mai successa, racconta Dani. Sono stato preso di mira da subito. Ma Vanni Bonaldo, figlio del titolare presente nel locale sabato sera, respinge ogni accusa di razzismo. Si è trattato di un malinteso, non c'è stata nessuna offesa razziale nei suoi confronti, il colore della pelle non c'entra, non sarebbe cambiato nulla se fosse stato bianco o giallo. Nello spogliatoio, continua, sono entrate una decina di persone, tra cui le ballerine e il signor Dani. Mi sono anche chiarito con lui subito perché praticamente è successo che in quel posto là dove è venuto il furto insomma era un locale adibito ai dipendenti, allo staff, e c'erano entrate una decina di persone, tra cui anche lui ma anche altri, e insomma ho fatto svuotare le borse a tutti. Se avessi pregiudizi, chiarisce ancora Vanni Bonaldo, non avrei nemmeno iniziato a lavorare con il signor Dani, e tra i miei dipendenti ci sono molti ragazzi stranieri. A parte che lavoro con lui, ma poi ho anche altre persone che lavorano con me, anche dipendenti, cioè nel senso non è che sto là a farmi pregiudizi con nessuno, se uno è bravo è bravo. Intanto Dani è pronto a chiudere la vicenda. Il figlio comunque della proprietà ha comunque dimostrato buona volontà, ok? Quindi è giusto, e magari questo episodio serviva perché le cose non capitino più, ok? Quindi ragioniamo con la pace. Io sono disposto a metterci una pietra sopra. Ora le immagini dello spettacolare recupero di un parapendio precipitato sulla Croda Marcora San Vito di Cadore a 2400 metri di quota. Diciamo subito che il pilota, un 34enne di nazionalità polacca, ha riportato solo un trauma alla caviglia e che le sue abilità di provetto alpinista gli hanno salvato la vita. In quota, per evitare che la turbolenza dei rotori gonfiasse la vela del parapendio, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha sbarcato in overing il tecnico di elisoccorso che ha predisposto gli ancoraggi. Il soccorritore si è calato una trentina di metri e ha raggiunto il pilota. L'elicottero è poi tornato con altri 2 soccorritori che hanno supportato il collega in parete. Tecnico e infortunato sono stati recuperati con un verricello di 35 metri e portati in un luogo sicuro. Parliamo adesso di salute e di sanità con una scoperta sensazionale che arriva dall'Università di Padova e apre nuove frontiere per ridurre i danni da ictus e infarto. Una porta molecolare che apre nuove strade alla farmacologia per la cura delle malattie cardiovascolari. La sensazionale scoperta, tutta padovana, è stata pubblicata dalla rivista Nature, tra le più illustri in campo scientifico. La ricerca, condotta da un team dell'Università di Padova, è durata 7 anni ed è stata coordinata anche dal rettore Rosario Rizzuto, che nonostante il suo ruolo ai vertici dell'Ateneo non ha mai abbandonato la ricerca sul campo. Era una molecola che era stata immaginata, discussa, ci sono centinaia e centinaia di articoli che discutevano la possibile esistenza di questa molecola. Noi non solo l'abbiamo identificata, quindi questa molecola esiste, abbiamo dimostrato che effettivamente la molecola che protegge il cuore in condizioni di ischemia, e avere a disposizione questa molecola apre la possibilità di una farmacologia mirata. La scoperta del team padovano riguarda un importante canale, quello del potassio, che è in grado di gonfiare i mitocondri, la parte più importante delle cellule, quella che produce energia. Sono 2 ioni abbastanza simili, ma in realtà svolgono un ruolo totalmente diverso. Quello che fa il calcio porta un segnale e fa in modo che alcuni meccanismi funzionino più o meno velocemente. Quello che fa il potassio invece è quello di far entrare acqua all'interno dei mitocondri, farli gonfiare e renderli più efficienti a lavorare in generale. Quindi il calcio è molto più specifico, il potassio è un po' più generale. La scoperta è stata fatta mentre si stava studiando un canale opposto, quello del calcio, poi è arrivata l'intuizione, da cui si è capito come il potassio sia coinvolto nella protezione della cellula in caso di un danno ischemico. Traducendo in termini più semplici, la cellula diventa meno vulnerabile e meno esposta ad un danno provocato da infarto o ictus. Alla luce di questi risultati straordinari si aprono nuove prospettive di cura. Ora la parola passa alla farmacologia, che dovrà mettere a punto nei prossimi anni una molecola che interverrà in caso di infarto e alle prime avvisaglie di questa patologia.
Si svolgeranno mercoledì 28 agosto alle 10:30 nella chiesa di Ponzano, in provincia di Treviso, i funerali di Mauro Benetton, 53 anni, che da 5 combatteva contro la SLA, quella che lui chiamava la bestia. Aveva raccontato la sua lotta e la sua voglia di vivere nel libro La Coccinella, scritto insieme a Francesco Dal Poz, che lo ricorda così. Mauro penso possa essere descritto come una persona semplice e con una forza incredibile, dove anche le sue debolezze si sono poi tramutate in forza e è stato un onore averlo conosciuto. Francesco Dal Poz ha conosciuto Mauro Benetton anni fa grazie al papà Toni, suo amico d'infanzia, un incontro che lo ha portato qualche tempo dopo a scrivere insieme a lui il libro La Coccinella, nel quale Mauro raccontava la sua voglia di vivere nonostante la SLA che lo aveva colpito nel 2014 quando aveva 48 anni. La bestia, così definiva la malattia e così ne parlava un anno fa, quando aveva incontrato Mirella Tuzzato, che con la sua associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi è stata da sempre accanto a Mauro e alla sua famiglia. Sto imparando a convivere con la bestia e il testamento biologico finalmente mi dà una mano. Supportato dall'affetto della moglie, delle 2 figlie e dei tanti amici, Mauro Benetton ha combattuto fino alla fine la malattia che lo aveva costretto a letto, ma la voglia di vivere era più forte della SLA ed era questo il messaggio che voleva far arrivare a più persone possibile. Da qui è nato il progetto Cara SLA, che ha coinvolto sin da subito, oltre Francesco Dal Poz, anche Patrizia Nappa ed Elvira Durante, che hanno conosciuto Mauro in occasione della presentazione del suo libro. Il desiderio che Mauro aveva di portare questi valori, il messaggio dell'importanza della vita, del valore della vita, della dignità della persona, di estenderlo a più persone possibile, ma soprattutto ai giovani. Iniziano così una serie di incontri nelle scuole trevigiane per far conoscere la storia di Mauro, raccontata nel libro La Coccinella, che grazie ad Elvira Durante, dama di Gran Croce degli ordini dinastici di Casa Savoia, arriva ben al di fuori dei confini della Marca. Il libro l'ho portato anche al principe Emanuele Filiberto di Savoia, che ha molto apprezzato, che gli è stato vicino, si è scritto con Mauro e ha dato disposizioni a Don Maurizio Ceriani, che è il delegato per gli ordini dinastici di Casa Savoia, di fare una cena a favore di Mauro. Francesco Dal Poz ricorda l'ultimo incontro con Mauro 2 settimane fa con il papà Toni e le sue parole. Vi saluto, cari amici. Sicuramente non intendeva saluto in quel senso, però ecco, lo voglio interpretare anche in questo modo. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, l'ora X è scattata questa mattina, chiuso ufficialmente al traffico il ponte Santa Caterina, ponte nelle Alpi. I disagi annunciati sono stati contenuti grazie agli itinerari alternativi che hanno funzionato. Sono le 8:20 e ufficialmente da questo momento il transito sul ponte di Santa Caterina è vietato e lo sarà per i prossimi 2 mesi e mezzo. È ufficialmente chiuso lo snodo nevralgico della viabilità della provincia di Belluno. Con la predisposizione del cantiere hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza e di adeguamento del ponte Santa Caterina a Ponte nelle Alpi. Dopo 100 anni finalmente il ponte di Santa Caterina viene riqualificato, viene messo in sicurezza. È una giornata storica perché poi partono anche i lavori all'ex Comedil, che è un'area degradata del nostro comune, e quindi c'è grande soddisfazione. I primissimi disagi per gli automobilisti sono stati registrati proprio in concomitanza con la preparazione del cantiere. L'ordinanza parte da mezzanotte, ma non è detto che dobbiamo installare il cantiere a mezzanotte, quindi non c'era nessun obbligo da parte di nessuno, insomma, di installare il cantiere a mezzanotte. Si lavorerà anche nei giorni festivi per accorciare i 90 giorni previsti per l'esecuzione dell'intervento, che si concluderà il prossimo 3 novembre. Oggi la concomitante ripresa delle attività nelle fabbriche ha causato qualche rallentamento, ma nulla in confronto a quanto ci si poteva aspettare, segno che gli itinerari obbligatori stanno funzionando. I disagi maggiori sono attesi alla riapertura delle scuole. La bretella autostradale della A27 Cadola-Pian di Vedoia è l'alternativa principale per bypassare il ponte di Santa Caterina, assieme alla sinistra Piave e alla 50 del Grappe Passorolle.
Da quando ero sindaco e vice sindaco, insomma, quindi oltre 10 anni fa, abbiamo sempre scritto all'ANAS chiedendo una manutenzione più puntuale di questo ponte, che è un ponte storico e che è fondamentale per la viabilità di tutta la nostra provincia. La situazione del traffico verrà monitorata costantemente per rilevare ogni criticità. Se ci sono dei miglioramenti da fare, sicuramente verranno attivati. La settimana che porta all'inaugurazione mercoledì della 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica si è aperta questa mattina all'Hotel de Ben con l'apertura di una mostra fotografica. Benvenuti. 2 parole per spiegare come è nata questa mostra e soprattutto che cos'è, cosa sono queste Giant Polaroid. Cos'è questa macchina? Tutti conoscono le Polaroid ovviamente perché le usavamo tutti quando la Polaroid ha brevettato queste macchinette che consentivano di realizzare foto istantanee. La settimana clou dell'anno per l'Ido di Venezia si è aperta questa mattina all'Hotel de Ben, dove, con queste parole, il direttore del festival Alberto Barbera, insieme al presidente della Biennale Paolo Baratta, hanno presentato l'esposizione fotografica intitolata Opere uniche e ritratti, 300 ritratti, omaggio ai divi che hanno calcato il red carpet della Biennale Cinema dal 1996 al 2004. Quello che non tutti sanno, e la maggioranza anzi non sa, è che la Polaroid negli anni 70 produsse anche quella macchina lì, questa Polaroid gigante. Ne produsse pochissimi esemplari. La mostra fotografica rimarrà aperta fino al 15 settembre e, come ha ricordato il presidente della Biennale Paolo Baratta, la riapertura del De Ben, che è ancora chiuso come struttura alberghiera da un decennio, ha un forte valore simbolico per la mostra e per il Lido. Un ritratto è la capacità di mettere una persona in una situazione tale per cui essa finisce di rivelarsi e di rivelare anche quello che essa non vuole che sia rivelato. Dunque anche i divi del cinema hanno i loro tratti umani e questo è il messaggio che portano le gigantografie. Molti di questi ritratti, vi invito a osservarli attentamente, c'è qualcosa che scappa e credo che la bravura di un fotografo che fa ritratti sia proprio quella dell'essere un poco più simile ad uno psicanalista che fa sedere la persona sul lettino piuttosto che non a uno che sta semplicemente inquadrando o mettendo in posa la figura fisica. Un aggiornamento sulla nostra notizia d'apertura relativa alla crisi di governo. Avevamo detto che era in corso l'incontro tra Zingaretti e Di Maio, incontro durato appena 20 minuti. Da indiscrezioni, lo sottolineiamo però sono solo indiscrezioni, si sarebbe raggiunto un accordo per un Conte bis. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Dal Veneto è tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, arrivederci. Benvenuti al meteo. La previsione di martedì 27 agosto ci dice che la pressione sarà in aumento sul nostro territorio e dunque ci attende una bella giornata. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole, protagonista della giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non è da escludersi, tuttavia, che si possano verificare isolati piovaschi al pomeriggio sulle aree montuose. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, ma anche qui dal pomeriggio potremo avere qualche temporale localizzato prevalentemente sulle Alpi. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà stabile ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni localizzati in questo caso sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 33 e 34 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.